Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Qualche sussulto inizia ad apparire sul nostro territorio dopo un lungo periodo di alta pressione e direi che dopo una perturbazione che attraverserà il nostro territorio nella giornata di venerdì dispensando delle precipitazioni specialmente sui settori settentrionali, in particolare quelli occidentali, con quota neve prossima anche alle aree pianeggianti e soprattutto sull'area del Cuneese e appunto delle Torinese, mentre sul nord-est poche saranno le precipitazioni, ancor più al centro-sud tornerà nuovamente l'alta pressione a farsi sentire, seppur un'alta pressione non molto forte. Infatti con la mappa qui a fianco a me è una mappa rivolta a sabato, notate alta pressione con la lettera H che riabbraccia il Mediterraneo. Tuttavia si tratta di un'alta pressione che lascerà filtrare qualche elemento di tempo incerto su alcuni settori. Infatti nella giornata di sabato ho evidenziato con questa mappa relativa alla distribuzione delle precipitazioni il fatto che ci sarà qualcosetta sui settori alpini, specialmente sul Friuli, sulla Lombardia, qualcosa sulla Liguria e sui settori tra la Calabria e la Sicilia. Anche domenica non ci saranno cambiamenti degni di nota, nel senso che queste aree saranno interessate da fenomeni, occhio al ritorno delle foschie e le nebbie sulle aree pianeggianti del nord. In linea di massima dunque avremo un weekend in cui parecchie saranno le nubi in transito, anche se come dicevo con fenomeni non intensi, e sarà da capire un po' la linea di tendenza in vista del Santo Natale, quando sembra che il vortice polare sia destinato a scendere un po' di latitudine lambendo anche il nostro territorio. Con ora detto tutto, auguro a voi tutti un buon fine settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.